Abbiamo aggiunto un'altra manifestazione competitiva, un'altra gara competitiva di 7 km, cioè un giro sul percorso della mezza ma certificato FIDAL, a cui potranno partecipare comunque i tesserati Orancardo societari della FIDAL. Questa è una novità, quindi il primo anno, è chiaramente una gara per velocisti, infatti stiamo attirando molti concorrenti che hanno dei palmarès quotati. Mentre per quanto riguarda la mezza maratona siamo alla quarta edizione, la partenza sarà alle ore 20, la direzione sarà verso la Colonia Fara e il percorso ricalcherà sostanzialmente quello dello scorso anno. Unica differenza sarà l'ingresso in Viale Casman e l'entrata poi lungo Lentella vicino a Giada Auto. Vengono confermate anche le collaterali, la staffetta e la Family Run. Esatto, la staffetta è alla seconda edizione, in quanto era la novità dello scorso anno. La staffetta saranno 3 concorrenti che fanno un percorso sulla mezza passandosi un testimone ad ogni giro, mentre la Family Run è al quarto anno come la mezza, è aperta a tutti, alle famiglie. Chiaramente anche questo è un giro sul percorso che può essere fatto in qualsiasi modo, a piedi, coi passeggini, e speriamo insomma dai più giovani ai più anziani chiunque può partecipare. A pochi giorni dalla manifestazione, come stanno andando le iscrizioni, che numeri avete? Le iscrizioni stanno andando molto bene, siamo molto contenti. Attualmente tra tutte e 4 le manifestazioni siamo sugli 800 iscritti e vediamo se il giorno della gara soprattutto riusciamo a raggiungere il migliaio. Questo è il nostro obiettivo, poi comunque siamo già contenti così perché abbiamo già superato gli iscritti dell'anno passato. Una competizione in notturna tra il centro di Chiavari, molto apprezzata comunque dagli appassionati di questa specialità. Sì, apprezzata perché apprezzano molto il percorso, cioè la tecnicità del percorso, nel senso che è un percorso che permette velocità, quindi per chi gareggia, per chi è competitivo, diciamo un percorso affascinante. E poi è di sera, cioè d'estate sul mare, unisce il centro storico al mare, diciamo ha tante particolarità.